cosa sono questi gridi di strilli? Ma è andando stante. Buongiorno, eccellenza. Barò, in questa casa tuoi non ci si può stare più, è meglio che ti licenzi. Eccellenza, dovete sapere, io sono il maggiordomo. Indietro. Che cos'è questa avanzata? Perché mi contrastate? Avanti. Eccellenza, dovete sapere che questo imbecille la settimana passata Non è stata colpa mia. Signore Barone ha fatto cadere la guantiera. con tutte le tazze. Una alla volta, una alla volta, Per carità, una alla volta, per carità, una alla volta. per carità. Insomma, sei al tuo posto. Lo vogliamo fare tutto quanto questo barbiere di Siviglia, eh? Quando vi trovate alla cospetta della mia presenza, dovete parlare 2 toni sotto. E non lampo in coppa. In casa ci sta il maggiordomo, parla il maggiordomo. Spic, spic. Eccellenza, dovete sapere che questo imbecille la settimana passata ha scassato un servizio di tazza di porcellana giapponese. Chi lo deve pagare? La giustizia è giustizia, lo deve pagare lui. Shut up tu. La giustizia la conosco io. Chi sei tu? Silenzio, vieni qua, Pulcinello, vieni. È vero che hai scassato le tazze? Sì, signore, vostra eccellenza illustrissima, non lo nego, ma l'ho scassato perché, se vi ricordate, vostra eccellenza mi stava chiamando di fretta. E io, per correre da vostra eccellenza illustrissima, me ne tutto cosa in terra. E chi ha detto che le tazze le devi pagare tu? O mangiadorma, donna Achille. Il maggiordomo, donna Achille, è una bestia. Quando un servitore rompe una cosa per servire me, non la deve pagare. Brava Pulcinella, ti sei comportato benissimo. Le tazze le deve pagare donna Achille. E io che c'entro? C'entri? Perché quando hai saputo che le tazze si erano scassate per me, non ti dovevi permettere nemmeno di fiatare. Come importa a me di 12 miserabili tazze? I am rich. Sono ricco. In inglese I am rich significa sono ricco. Sono nobile, delicato di pensiero. Non mi posso occupare di queste piccolezze, di queste cose miserabili. Sì, eccellenza, quando mi chiamate voi, allora posso scassare qualunque cosa. Naturale, qualunque cosa, non devi badare niente per servire a me.